Onorevole Diane, Generalità. Luigi Ciriaco De Mita, nato a Nusco il 2 febbraio 1928. La difesa può procedere all'esame. Onorevole, lei ricorda di aver incontrato il dottor Falcone, siccome penso che l'avrà visto diverse volte. A noi interessa un incontro avvenuto pochi giorni dopo l'uccisione dell'onorevole Lima? Sì, ho già riferito questa circostanza in un altro processo. Io prima di quell'incontro non conoscevo personalmente Falcone, anche se c'era una conoscenza mediata, credo anche una stima reciproca. Dopo l'uccisione di Lima eravamo in campagna elettorale e mi cercò per parlarmi. Io ero in campagna elettorale e manifestai una qualche difficoltà. Mi fece richiamare insistendo perché voleva parlarmi e preannunziandomi che mi poteva raggiungere dove mi trovavo. Mi parve scortese e allora, siccome il 13 di marzo, 13? Marzo mi pare, eravamo in campagna elettorale 92 sì. Avevo degli impegni a Roma, diedi la mia disponibilità di incontrarli in un intervallo di tempo. Nel pomeriggio mi raggiunse all'hotel Hilton, dove i sarti mi avevano dato un premio per essere io figlio di sarto. E nel percorso dall'Hilton all'Eur salì in macchina con me e mi diede la sua spiegazione sull'uccisione di Lima. Mi disse che dopo la sentenza della Cassazione la mafia si trovava in difficoltà e avendo bisogno di riorganizzarsi avrebbe elevato il livello dello scontro. Quindi l'uccisione di Lima, a suo giudizio, era l'inizio di questa escalation. Io gli feci osservare, la mia curiosità era questa, che non mi pareva che Lima fosse un personaggio simbolo. Di solito la mafia aveva aggredito personaggi simbolo come Mattarella della Chiesa, e lui rispose no, perché Lima rappresenta il potere e dovete aspettarvi che il livello dello scontro sarà più alto. Allora gli ho chiesto: perché mi fa questo discorso? Ha delle ipotesi? Lui mi disse no, non ho ipotesi da fare, ma credo che sarà così. E alla mia osservazione del perché venissi a spiegare a me queste cose, non ero Presidente del Consiglio, non ero Ministro di Grazia e Giustizia, mi rispose: ne parlo con lei perché è una persona che stimo. E io gli aggiunsi: ma perché queste cose non le scrive? Io ricordo che scriveva sui giornali. Mi disse no, perché queste cose in questo momento non passano. Per la verità, io avevo immaginato che la ragione dell'incontro potesse essere altra, non solo questa spiegazione. E, ritenendo, me ne scuso adesso con lui, che probabilmente avevi interesse a parlarmi della questione della superprocura, c'era in ballo la decisione sulla superprocura, accennai a questa questione non in ordine alla scelta della persona, ma della funzione.
dicendogli che io avevo seguito in Parlamento la discussione per questa legge, erano stati avanzati sulla possibilità di concentrare un potere inquisitorio in mano ad una sola autorità, ad una sola persona, e lui mi rispose: no, non sarà così, perché sarà un potere di coordinamento. L'inizio dell'indagine, dell'attività giudiziaria sarà in capo alle singole procure, il coordinamento è funzionale ad un accertamento più efficace. E quindi non mi parlò di questo, scambiammo delle opinioni, io mostrai di seguire la sua attività citandogli una conferenza che aveva fatto nel Friuli e che mi aveva impressionato molto positivamente, dove il discorso sull'aggressione alla criminalità non veniva rinchiuso dentro le categorie generali dello spirito, ma rispetto a fenomeni concreti, a fatti precisi, all'accertamento delle circostanze, all'individuazione dei responsabili. Mi sembrava un discorso sulla giurisdizione molto maturo, molto responsabile, e la discussione si chiuse su questo. Siccome io poi ero arrivato all'Euro, dove dovevo fare un comizio, ci salutammo e lui mi disse: tutte le volte che lei ha voglia di parlare con me di problemi che riguardano l'ordinamento giudiziario, mi chiami. Ecco, questa fu la conversazione. Questo colloquio non ebbe più quindi alcun seguito? No. Senta, lei ha fatto già riferimento al fatto che ha reso le sue dichiarazioni in un altro procedimento e io ho appunto sotto gli occhi le sue dichiarazioni. Ora, lei ricorda che il dottor Falcone le disse, lo ricorda con sicurezza, con esattezza, lei ricorda che il dottor Falcone le disse che Lima era stato... Questa diventa una domanda suggestiva. Se dice ricorda che disse, lei suggerisce la risposta. No, ma scusi, ancora non sa la domanda che volevo fare. Però il tipo di... No, Presidente, siccome il abbia pazienza, non sto contestando ancora niente. Siccome il testimone questa mattina ha detto che il dottor Falcone disse che a suo giudizio Lima era stato ucciso perché rappresentava il potere, era un uomo di potere, io gli stavo chiedendo, ecco, lei è proprio sicuro che il dottor Falcone le abbia detto, quindi volevo richiamare l'attenzione del testimone su quanto aveva detto poco fa, perché poi eventualmente non c'è ancora ragione di contestazione, casomai gli chiederò se ha detto anche altre cose il dottor Falcone. Intanto volevo essere sicuro, perché è una novità rispetto al passato, ecco, se ricorda con esattezza che il dottor Falcone fece riferimento alla posizione di Lima come uomo di potere, come rappresentante del potere. Ecco, lei ricorda? La domanda è ammessa, prego. Sì, ma credo di averlo detto in maniera esatta, è una circostanza che ricordo, l'ho ripetuto più volte. Perfetto. Se debba aggiungere le mie considerazioni, No, era soltanto per essere sicuro. Era solo per essere sicuro che il dottor Falcone avesse detto anche questo, perché, ripeto, questo non mi risultava dalle sue precedenti dichiarazioni. Adesso le faccio una domanda precisa. Lei ricorda se parlaste anche della qualità di mafioso dell'onorevole Lima, e se ne parlaste e che cosa eventualmente disse il dottor Falcone? Sì, alla mia osservazione che ritenevo Lima non uomo simbolo, e l'ho detto, facevo riferimento a personaggi che così almeno nelle cronache, nella lotta alla mafia, personaggi simbolo della vita politica palermitana, e lui mi rispose: Lima non è mafioso. Io questo l'ho detto Sì, appunto gliel'ho chiesto perché risultava appunto dal precedente verbale. Ecco, su questa battuta Lima non è mafioso, c'è stato qualche ulteriore scambio di considerazioni fra di voi o il discorso è morto lì? Ecco, perché dal verbale ci fermiamo qui. Allora desideravo sapere se di fronte a questa affermazione del dottor Falcone Lima non è mafioso il discorso sia stato un po' più approfondito, ecco, in modo da poter si è fermato qua. Si è fermato. Tutto il suo discorso, adesso io, pur avendo discreta memoria,
passato tanto tempo, le singole parole non le ricordo, però ricordo il senso della sua analisi, sì, anche perché mi colpì la valutazione precisa che aveva, ma senza che fosse accompagnata da un riferimento a circostanze precise. Era un'analisi molto suggestiva, ma non accompagnata a spiegazioni puntuali. La cosa mi è rimasta impressa, anche per la circostanza che adesso mi veniva richiamata, tanto che io dopo la conversazione ho parlato con alcune persone, tra le quali l'onorevole Orlando di Milano, sapendo di Palermo, raccontandogli di questa conversazione che aveva avuto, perché per me era un po' diversa dalle impressioni che normalmente si hanno. Poi la cosa mi è rimasta impressa in maniera drammatica quando alla vigilia delle elezioni del Capo dello Stato arrivò la notizia della sua uccisione, e quindi l'idea che lui mi aveva manifestato della riorganizzazione, dell'elevazione dello scontro, poveretto pensava che gli obiettivi probabilmente potessero essere altri. Ho letto qualche giorno fa un'intervista di una dirigente del Ministero di Grazia e Giustizia dell'epoca, la Ferraro, che ripete le stesse valutazioni, cioè dell'elevazione dello scontro e della preoccupazione che lui aveva che nel mirino dovessero essere personaggi politici più alti. Poi gli attentati che ci sono stati a Roma, a Firenze, cioè tutto lo svolgimento degli eventi si è saldato con questa spiegazione che mi era stata data e che alle mie osservazioni "perché non le scrive?" lui mi rispose "perché in questo momento non passano". Queste sono parole precise, non ricordi di concetti. Lei ha accennato al fatto di aver riferito di questo colloquio che ha avuto con il dottor Falcone ad altre persone e ha fatto già il nome dell'onorevole Orlando. Poi adesso le chiederò se ricorda qualche altra persona, ma prima vorrei sapere, lei ha riferito di questo suo colloquio nella totalità, nella completezza dei suoi vari dati, quindi anche questi discorsi sull'IMA hanno costituito... No, avvocato, la sequenza delle valutazioni e i riferimenti è quella che ha fatto lei adesso? è quella che ho fatto adesso. Ecco, ricorda l'ho fatta oltre... adesso, l'ho fatta al magistrato a Roma, sostituto di Caltanissetta, con una grande difficoltà a verbalizzare questo passaggio, perché io non lo so e non sono in grado di sapere perché Falcone usò quell'espressione. Mi si chiedeva di interpretare perché. Io riferisco quello che ho sentito, perché l'ha detto non lo so, purtroppo non siamo in condizione di farcelo spiegare. Infatti, come vede, non glielo chiedo perché le avevo chiesto solo se avevate approfondito il colloquio, perché allora in questo caso erano dei fatti su cui poi avremmo ragionato, ma siccome lei mi dice che ci siamo fermati a quella battuta, è chiaro che non le posso chiedere altro. Le chiedo, e questa è l'ultima domanda, se ricorda il nome di qualcuna delle altre persone con le quali lei ha raccontato questo episodio. Beh, Orlando certamente, perché la cosa mi colpì l'analisi, mi colpì il giudizio sulla persona, la spiegazione del delitto. All'onorevole Gargani, che si occupava di problemi di giustizia, mio amico, all'onorevole Mattarella, al direttore di Repubblica Scalfari, un po' a persone, ma non immaginavo, quando questo colloquio c'è stato, che poi sarebbe stato seguito dalla morte di questa persona. Nonostante la spiegazione mi era rimasta, come dire, l'impressione di trovarmi di fronte ad un'analisi che non era ricorrente, ma soprattutto l'affermazione finale sua. Queste cose non passano, e perché le racconta a me, e perché non va dal Presidente del Consiglio, dal Ministro di Grazia e Giustizia. Insomma, io non... Sì, ero stato segretario del partito, Presidente del Consiglio,
ma l'epoca in cui è avvenuta questa conversazione ero abbastanza azzoppato dentro il sistema politico del paese. E dopo l'uccisione di Falcone, Orlando si rivolse di nuovo a me per chiedermi, quindi ricordava la conversazione, se tra gli obiettivi prevedibili Falcone aveva fatto il suo nome, ma non mi aveva fatto nessun nome. Quindi. Per me può bastare, grazie. Prego, Onestè. Onorevole, se ho capito bene, quella era la prima volta che lei parlava personalmente con Giovanni Falcone. Sì. Quindi non aveva mai avuto occasione di parlare direttamente con lui. Di parlare direttamente sì, però a parte, come dire, le conoscenze indirette, all'epoca segretario regionale del partito era l'onorevole Mannino, che No, aveva... io mi riferisco proprio a suoi colloqui diretti e Ma personali. sto spiegando, che aveva rapporti, per cui quando eravamo alla vigilia della nomina non del procuratore, del giudice istruttore di Palermo, consigliere istruttore, e io avevo letto sui giornali, insomma, dello scontro che c'era, dei prevedibili criteri che volevano usare e che poi furono usati e che avrebbero portato all'esclusione di Falcone. Allora io ero Presidente del Consiglio e non avendo il potere di intervenire sul Consiglio Superiore, immaginai di risolvere il problema nominando Falcone commissario. Allora c'era l'istituzione del commissario per l'antimafia, Alto commissario antimafia. l'alto commissario dell'antimafia, e l'avevamo concordato di nominarlo in Consiglio dei Ministri, se non che il giorno precedente alla riunione del Consiglio dei Ministri il Consiglio Superiore scelse l'altro e non ci parve opportuno perché poteva avere il sapore di una contrapposizione, non di una scelta in positivo. Lui aveva saputo, perché gli avevamo fatto chiedere se era disposto ad accettare di questa indicazione come atto di stima. Mi ringraziò indirettamente, non ci ho parlato, ma la prima volta che l'ho incontrato è stata in quella circostanza. Quindi, Purtroppo la prima e l'ultima. quindi resta fermo che quella fu la prima volta che lei parlò personalmente con Falcone. Sì. Quindi suppongo che non vi fosse un rapporto di confidenza tra di voi. Avendo parlato la prima volta è difficile immaginare la confidenza, però dal modo come mi ha parlato mi parve di registrare un colloquio tra due persone che presupponevano una conoscenza, no? Non si fermi il primo passante per... lui poi lo spiega. Quando io gli chiedo perché viene da me a dirmi quelle cose, non essendo io né Presidente del Consiglio né Ministro di Grazia e Giustizia, lui spiega perché è una persona che stimo. Ho capito. Senta, questa conversazione, se ho ben capito, si svolse durante un percorso in macchina. Sì. Vi spostavate da un luogo a un altro luogo. Quanto tempo durò questa conversazione? Pressa poco un'ora, il percorso, un po' meno forse, il percorso è dall'albergo Hilton a Monte Mario all'Eur, in un locale dove dovevo presenziare ad una manifestazione elettorale vicino a Luna Park. Adesso il nome del locale non lo ricordo, ma c'è un ritrovo, un bar Italia, una cosa del genere, però il locale era quello. E questa parte della discussione che riguardava Lima quanto durò? Io l'ho detto? Non l'ho cronometrata, li ho riferito. Occupò molta parte della discussione o fu un frammento? Gliel'ho detto, la prima parte della discussione fu la sua spiegazione di quello che sarebbe
potuto accadere a partire dall'omicidio Lima, e vorrei che riflettessimo tutti su quell'analisi, perché per un certo verso è profetica. Adesso le persone non sono state individuate, ma la scansione degli eventi, Lima, Falcone, gli attentati mafiosi a Roma e a Firenze, la uccisione di Falcone, direi che erano nel suo ragionamento. Lui a me non l'ha detto, io gliel'ho chiesto se aveva nomi. Poi il magistrato che era con lui, che ho visto dopo la morte... E che si chiama? Si chiama Spagnuolo. Antonio Spagnuolo. Antonio Spagnuolo. Il magistrato che era con lui disse no, lui probabilmente temeva per te, ma non me l'ha detto, non c'è nessun elemento, non c'è nessun... Era in macchina con voi? Sì, era in macchina. Era in macchina, e come eravate seduti in macchina? Cioè lei, Falcone si mise accanto a lei dietro e Spagnuolo davanti, oppure c'era... Senta, ci ho pensato tutto stamattina e credo che fossimo seduti indietro io e Falcone, avanti l'autista e il giudice Spagnuolo. Però non ci giuro, non è la cosa che mi è rimasta impressa, mi è rimasta impressa la conversazione. Comunque voglio dire, Spagnuolo sentiva quello che dicevate? Credo di sì. Beh, ma Spagnuolo ha testimoniato pure lui. Sì. No, qua no. No, dico nell'altro A Caltanissetta processo. vuole dire. Senta, vorrei focalizzare un punto. Lei ha detto poc'anzi che a un certo punto disse a Falcone che Lima non era un personaggio, un uomo simbolo come altri. Ecco, ora io le chiedo se ricorda se in quel punto della conversazione lei fece dei nomi di uomini simbolo come... Ho detto Mattarella dalla Chiesa. Non l'hai chiesto. L'ho detto. Ho capito, mi era sfuggito. Anche la Torre? Credo pure la Torre, sì. C'è un punto che mi sfugge. Lei dice Lima non è un personaggio simbolo come Mattarella, la Torre, dalla Chiesa. Dal suo ricordo Falcone dice Lima non è mafioso, cioè mi sfugge la conseguenzialità della risposta rispetto alla sua osservazione. Cioè se lei dice Lima non è un uomo simbolo come Mattarella, la Torre, dalla Chiesa, la risposta Lima non è mafioso è come se fosse un salto logico rispetto alla sua osservazione. Vorrei... No, avvocato. Scusa, prima la risposta è un uomo di potere, No. credo che sia. Poi me lo spiega il test, se è così. No, Può siccome darsi... ha detto... Se mi può chiarire esattamente questo processo. Nei ricordi, signor... Onorevole De Vita, lei deve raccontare i fatti che sono accaduti, poi Esatto. le valutazioni sulle risposte del dottore Falcone eccetera non spettano a lei. Ma io non sto facendo... No, quindi lei valutazioni. risponda solo la sequenza dei fatti. Signor No, Presidente... non risponda, il pubblico ministero le chiede una cosa che io non ammetto. io le Io chiedo... non ammetto la domanda del pubblico ministero perché il pubblico ministero non lo può chiedere questo. Lei deve raccontare i fatti nel loro divenire. Signor Presidente, io credo che sia utile non impiccarsi alle parole. Io ricordo con esattezza i concetti che sono stati detti e credo di averlo spiegato. Nell'analisi di Falcone la valutazione era Lima rappresentante del potere del governo locale a Palermo. È stata questa la prima risposta a me quando io ho detto no, lui dice no, rappresenta il potere, rappresenta il governo localmente. Poi alla mia obiezione, ma non mi pare un uomo simbolo. La mafia ha colpito personaggi simbolo come Mattarella, dalla Chiesa, la Torre. E allora lui rispose no, ma Lima non è mafioso. Cioè c'è stata non la prima e la risposta, c'è stata una sequenza di osservazioni, però la sostanza del concetto è questa.
Senta, due domande. No, signor Presidente, e la cosa per me era così inusuale che verosimilmente è stata la sola ragione che mi ha portato a riferire a persone amiche questa valutazione, non immaginando minimamente, insomma, quello che poi sarebbe successo dopo. Allora, la prima domanda che le faccio è questa. Falcone dice Lima rappresenta il potere in Sicilia e a Palermo. Lei gli chiese, tenuto conto che Lima era un europarlamentare, perché rappresentava il potere a Palermo? No, non gliel'ho chiesto perché mi sembrava per la verità una spiegazione non da spiegare. Il suo concetto è che nella realtà palermitana la persona era non il simbolo, un riferimento del potere, poi non dovevo io interrogarlo. Poi io riferisco le cose che ho sentito. Lo so. Il teste non deve spiegare perché non chiese una cosa. No, Presidente, io ho forse chiesto perché lei non ha chiesto a Falcone. Io ho chiesto, lei ha chiesto? sì, ma No, perché non ha averlo chiesto. spiegato. Lui dice no. No, io mi prendo la risposta no, però In un posso certo chiedere. senso io ho fatto non obiezione, ma rispetto alla sua affermazione l'ho accompagnata con giudizi non dissenzienti ma non mi pare convergenti. La risposta è stata quella. Ho capito. Lei ha detto che dopo aver citato come uomini simboli Mattarella, La Torre, Dalla Chiesa, disse ma Lima non è un personaggio simbolo. Perché disse a Falcone che Lima non era un personaggio simbolo? Senta, signor Presidente, io su questa domanda ho perso 2 ore con lo sostituto di Caltanissetta, perché? E quasi che io poi dovessi essere, come dire, il riferimento del giudizio. Io ho riferito il giudizio e nella mia immaginazione, come credo nell'immaginazione collettiva, soprattutto di chi non vive a Palermo, la suggestione della comunicazione mi aveva fatto pensare, perché così era stato spiegato, che mentre questi erano stati assunti come personaggi simbolo di rinnovamento, di scontro con la criminalità organizzata, Lima non era mai comparso. A questo proposito io vorrei dire, per informare la Corte, io mi sono occupato, signor Presidente, delle vicende politiche di Palermo per un periodo. È stata una delle esperienze che ho fatto più drammatiche, a cominciare dalla prima volta che sono venuta a Palermo, quando la Democrazia Cristiana era pressoché scomparsa. Sì, ma siamo fuori tema però. No, era per spiegare perché. Siamo fuori tema, il tema è limitato ed è questo, quindi si limiti a rispondere alle domande. Onorevole, è sicuro che Falcone nella sua risposta non abbia detto non credo che Lima fosse un mafioso, ma ritengo che nella sua attività politica abbia avuto contatti con ambiente e personaggi mafiosi? Non l'ha detto, a me non l'ha detto. Lei sa che su questo argomento è stato sentito anche il dottore Spagnolo? Sa se la versione di Spagnolo è stata diversa rispetto alla sua su questo non punto? l'abbiamo sentito, no? Noi non l'abbiamo sentito. A Caltanissetta, scusi, ho saltato il passaggio, è stato sentito nel processo per la strage di Capaci. Signor Procuratore, io ho buona memoria e su questa circostanza dico quello che ho ascoltato. Siccome io so, perché poi dopo la testimonianza a Caltanissetta c'era questo particolare, come c'è un altro particolare. C'era questo particolare quale? Questo su Lima non è mafioso, ma poi la giunta. Ma Spagnuolo ha detto anche, cosa che io non ho sentito, che Falcone mi ha cercato perché in testa aveva una qualche preoccupazione anche riferita alla mia persona, ma a me non l'ha detto. E quando io a Spagnuolo dopo gli ho chiesto ma guarda che a me non l'ha detto, poi non era un problema, e lui ha detto forse io faccio confusione, tra le cose perché lui era collaboratore di Falcone, tra le cose che io ho sentito da Falcone
è la cosa che ha detto a lei, ma io riferisco alle cose che ha detto a me, non le cose che Falcone ha detto ad altri. Io non sto dicendo che questa è la verità, io dico quello che ha detto a me. Senta, all'udienza del 10 giugno 1997 di questo dibattimento, è stato sentito l'ex ministro di Grazia e Giustizia Claudio Martelli, il quale ha riferito che il giorno stesso, qualche giorno dopo l'omicidio Lima, Falcone gli disse che Buscetta aveva avuto rapporti con la mafia. La mia domanda è: lei ha parlato con Non Martelli? sentiamo bene, pubblico ministero, nessuno sente bene, forse cosa ha detto Martelli? Martelli ha dichiarato che Falcone, il giorno stesso, qualche giorno dopo l'omicidio di Lima, nello spiegare la causale dell'omicidio, gli aveva detto che Lima aveva avuto rapporti con la mafia. Fatta questa premessa, lei ha avuto modo di parlare con Martelli di questa sua conversazione avuta con Falcone? No. Avvicino al microfono, onorevole. No. Falcone le disse nel corso di quella conversazione che proprio lui Falcone, nel 1991, nella qualità di procuratore aggiunto di Palermo, si sente? Sì. Aveva raccolto da Marino Mannoia la dichiarazione che Lima si incontrava con Stefano Bontate in un locale che si chiama Baby Luna? No, ma se mi avesse detto questo mi pare abbastanza incongrua l'affermazione che... No, onorevole, non vogliamo le sue valutazioni, lasci stare. Lei dice no e basta. Ma io ho raccontato quasi parola per parola E questo interessa, le cose che io ho ascoltato. interessa questo al Tribunale, onorevole De Vito. Prego. Senta, se non ho capito male, lei di questa conversazione con Falcone ha parlato anche con Orlando, forse ho capito male, sia prima che dopo la morte di Falcone o soltanto dopo la morte di Falcone? No, prima, appena io ho avuto questa conversazione... Cioè io non ho capito se con Orlando di questa conversazione ha parlato due volte, No, una volta prima della morte e poi una seconda volta. Ho parlato subito, immediatamente dopo la conversazione, ho riferito questa valutazione a delle persone con cui... Così. Orlando faceva parte della sua corrente politica? Orlando all'epoca credo che fosse già lontano, comincia con me, poi la sua parabola è abbastanza ellittica, quindi, ma in quel periodo no. La conversazione con Orlando io l'ho fatta deliberatamente perché lui aveva opinioni un po' più semplificate sulla vicenda, quindi io ho riferito il colloquio ad Orlando dopo il colloquio con Falcone. Poi Orlando, dopo l'uccisione di Falcone, mi cercò per chiedermi se tra i rischi che Falcone ipotizzava c'era il suo nome. Mi può chiarire il passaggio? Lei ha detto io lo dissi a Orlando perché aveva opinioni semplificate, cioè non ho capito questa affermazione. L'ho detta ad Orlando perché era una persona che conoscevo di Palermo, come l'ho detta a Mattarella, l'ho detta a Mannino, l'ho detta a Gargani. Ma siccome lei ha detto aveva opinioni semplificate, se non ho capito male. Sì, le analisi di Orlando sono vicini alla semplificazione, quindi... Ho capito. Senta, che cosa le disse Orlando? Fece qualche osservazione, qualche commento quando lei gli raccontò di questa conversazione? No, non mi ha detto niente quando gli ho raccontato la prima volta, non commentò. La seconda volta mi rivolse una domanda e quindi io gli ho risposto di no e la conversazione si è chiusa. Nessun'altra domanda? Vabbè. Presidente, suggerita proprio dalle perplessità del pubblico ministero, con riferimento alla battuta del dottor Falcone, Lima non è mafioso,
Lei ricorda o può escludere di aver lei chiesto al dottor Falcone se Lima era mafioso? Cioè, di fronte al fatto è stato ucciso, è uomo di potere, e poi c'è questa risposta: ma Lima non è mafioso. È un'affermazione che consegue ad una sua domanda, per quello che lei riesce a ricordare, o è nata spontaneamente nel discorso del dottor Falcone? In altre parole, lei gli ha chiesto, dice, ma lo hanno ucciso, ma non era dei loro, non era mafioso? Ecco, questo per cercare di capire. Pensavo di averlo già detto. Lui mi spiega Sì, ho chiesto, ma l'omicidio come l'inizio del tentativo di riorganizzazione della mafia. Siccome, anzi, ricordo la parola precisa, dopo la sentenza della Cassazione la mafia è in difficoltà e per riorganizzarsi ha bisogno di elevare il livello dello scontro. Quindi parte di qua, ma aspettatevi che in progressione farà cose più elevate di quelle che ha fatto. Sì, questo, scusi. Allora la mia osservazione, ma Lima che c'entra? E lui dice no, perché Lima localmente rappresenta il potere, quindi è il punto di partenza, ipotizzando che il livello di aggressione avrebbe toccato rappresentanze del potere. Questo è tutto molto coerente e si capisce. Un momento, bene. avvocato. Ecco. E alla osservazione mia, si rappresenta il potere, ma il potere poteva essere rappresentato dal comandante dei carabinieri, dal prefetto, non so, dissi Lima non mi pare un uomo simbolo, e a quel punto lui disse no, Lima rappresenta il potere e Lima non è mafioso. Questo lo dico in coscienza perché fu la cosa che mi colpì, io lo dico con molta serenità. Una spiegazione, non come dire, dentro la logica dell'analisi che aveva fatto, ma il giudizio che ha accompagnato alla spiegazione dell'uccisione di Lima mi colpì e quindi mi è rimasto impresso. Non siamo andati oltre. D'accordo. Grazie. Onorevole, può andare. Vorrei ritornare un attimo su questo incidente automobilistico, se non ho capito male, del figlio del cancelliere Kohl. Dove avvenne questo incidente? A Monza, nei pressi di Monza. In quale clinica fu ricoverato? Non me lo ricordo. All'ospedale, credo che era l'ospedale principale di Monza, perché io mi recai, arrivai tardi la sera insieme ad un altro collega del Ministero degli Esteri, e ricordo una struttura molto grande, quindi ho motivo di ritenere che era l'ospedale principale. Pubblico o una clinica privata? No, pubblico. E quindi le spese, scusi, in che cosa consistevano? Spese di soggiorno, essenzialmente spese di soggiorno della famiglia in un albergo non lontano da questo ospedale. Poi credo che lui a un certo momento venne trasferito in una clinica privata. Io non è che sono rimasto tutto il tempo. E lei effettuò questi pagamenti personalmente? Io effettuai questo pagamento, se non ricordo male, e probabilmente nei miei atti credo di avere, anzi senza probabilmente, nei miei atti ho sicuramente traccia, se parliamo di questo pagamento, per il tramite della prefettura, perché non è che io andavo da Roma a pagare il secondo. Mi scusi, lei diede del contante alla prefettura? No, credo che se è questo evidentemente dobbiamo aver mandato questo assegno girato. Mi scusi, qua c'è un assegno girato, incassato, quindi per contanti. Sì, certo. E quindi lei ha preso io del avrò contante. mandato questo assegno, se questo pagamento, ripeto, è stato fatto sicuramente per il tramite della prefettura e non escludo via ufficio del cerimoniale della Presidenza del Consiglio. Mi scusi, qua risulta che lei ha prelevato la somma in contante. Quindi se lei ha prelevato la... girata questo per incasso, normalmente mi consenta, lì risulterà una girata, se me lo fa vedere, ma risulterà una girata. Per quietanza. Lo acquisiamo, dato che se ne è parlato. Il Tribunale dispone a acquisirsi copia dell'assegno. Ce ne sono 3 che sono fuori, nell'ultimo Presidente. Dell'assegno 18 con data a Roma 18/11/90 per dire 18/12/90 per dire 15 Sul milioni. retro, Presidente, c'è la firmata per quietanza. All'ordine di Sessa Riccardo a firma del senatore Andreotti. C'è una girata per Riccardo quietanza. Sessa. Per quietanza. Allora, quando si scrive per quietanza vuol dire che si prende il denaro in contante. Quest'ultima parte viene acquisita.
Allora, evidentemente, se lei ha preso il denaro in contante, questo pagamento, se si riferisce a questa circostanza, lei deve averlo fatto in contante. Non me lo ricordo, francamente non me lo ricordo. Però ho detto, insomma, adesso mi segnerò la data per controllare, come l'ho detto, mi riservo di far conoscere direttamente alla Corte se questo pagamento è quello di cui abbiamo parlato. Quindi potrebbe non essere questo. Lei ricorda altre ipotesi in cui lei ha ritirato per contanti delle somme a seguito di un assegno a lei intestato di Andreotti? O questo è l'unico caso? No, francamente, perché ripeto, come le ho detto, sono stati 3-4 casi, non di più, quindi siccome il più grosso era quello che riguardava la ospitalità della famiglia del cancelliere Kohl, ho motivo di ritenere che sia questo, altri francamente non ne vedo. Questo era, scusi, del 18 dicembre? 18 dicembre 1990. Senta, per un ricordo suo, c'è un timbro sull'assegno annullato. 18 dicembre 90, annullato, Banco di Napoli, Roma, agenzia numero 1. Annullato quando si Cioè incassa. annullato l'assegno? Quando si incassa è annullato. Negli altri non c'è messo. Negli altri non c'è questo timbro. C'è la girata dietro negli altri? Ah, Negli altri c'è la firma per girata pure? Negli altri c'è pure la firma per girata. Comunque, vabbè, noi acquisiamo quest'ultima assegno. beh, adesso non capisco perché c'è questo timbro annullato. Senta, lei può leggere lì che c'è anche il timbro di un certo Di Cesare sull'assegno. Sì, lo vedo. Cosa c'è scritto? Lo vuole leggere? Io non ho il testo davanti. Di Cesare. C'è un timbro con scritto Di Cesare. Questo Di Cesare era per caso il figlio di un segretario di Andreotti che si chiama Di Cesare? Di Cesare c'era un collaboratore del senatore Andreotti che si chiamava Di Cesare. Lei non sa se questa persona era il figlio? Presumo che sia lui, siccome c'era un collaboratore del presidente Andreotti che si chiamava Di Cesare, presumo che sia lui. Ma mi sembra, adesso questo non l'avevo notato prima. È vero che su questo assegno e quindi sulla parte anteriore c'è il timbro annullato, ma poi se andate a guardare il retro degli altri 4, l'abbiamo visto. Ecco, l'annullato c'è sul davanti no, però insomma voglio dire, tra le centinaia di migliaia di assegni che passano per un'agenzia può essere che comunque insomma la sigla d'annullato è a chiusura, ecco, viene emesso dalla banca a chiusura del giro, ecco, No, era per sollecitare il ricordo del test, non so. Ecco. Siamo? Grazie. Senta, le risulta che l'onorevole Andreotti aveva una sua segreteria privata? Certo che mi risulta. Cioè, lui aveva e ha tuttora una sua segreteria, chiamiamola privata, fino a un certo periodo di tempo ubicata a piazza Montecitorio 115 e attualmente ubicata a piazza San Lorenzo in Lucina numero 26. E lavoravano varie persone in questa segreteria? Nella segreteria ai tempi di piazza Montecitorio vi lavorava una segretaria e 3-4 persone, altrettante lavoravano nell'archivio, e a San Lorenzo in Lucina anche lì una persona, saltuariamente un paio di persone e 3 persone circa nell'archivio. Tra queste persone vi era una signora che si chiama Enea?
Tra queste persone vi era una signora che si chiama Vincenza Enea Gamboggi, che ha iniziato a lavorare con il senatore Andreotti, se ricordo bene, nel dopoguerra, e ha cessato di collaborare con lui nel 93, 93 credo. Senta, se io ho capito bene, lei era, nel periodo in cui Andreotti era ministro degli esteri, addetto ai rapporti con il Parlamento. Ero capo dell'ufficio rapporti con il Parlamento. Esatto? Certo. Quindi, quando era ministro degli esteri. E quando invece era Presidente del Consiglio era capo della sua segreteria. Ero capo della segreteria. Tra i compiti del capo della segreteria vi era anche questo compito di pagamenti per motivi privati? No, nella maniera più assoluta. Io ero capo di una segreteria istituzionale del Presidente del Consiglio, perché poi, come lei ben sa e come io le ho confermato, lui aveva una sua segreteria personale, privata, di cui io non mi occupavo. Io mi occupavo semplicemente di tenere un raccordo. Ecco, no, le ho fatto la domanda perché chiedo il motivo per cui lei, che rivestiva questa carica istituzionale, che era dalla carriera diplomatica, è stato incaricato di Andreotti di svolgere un'attività di carattere privato, diciamo. Ma vede, c'è un motivo. No, ma vede, quella non era un'attività di carattere privato, sa, perché io le potrei raccontare degli episodi che potrebbero provocare la ilarità della Corte e dei presenti, ma che erano manifestazioni di attenzioni tutte particolari. In quel caso, se ripeto è il caso di cui stiamo parlando, era un incarico che non esito, io insomma non ho visto nessuna diminuzione del mio status di funzionario dello Stato intervenire in assistenza della moglie del cancelliere della Repubblica Federale di Germania, che era persona particolarmente vicina al Presidente del Consiglio. Calcoli che sono circostanze del tutto normali nel momento in cui, a seguito dell'intervento delle autorità di polizia, si seppe che quel giovane era il figlio del cancelliere. Si precipitarono l'ambasciatore di Germania a Roma, il prefetto, il questore, il comandante dei carabinieri. Era normale che il Presidente del Consiglio, legato da particolare amicizia a questo personaggio, incaricasse chi? Non uno dei suoi collaboratori privati che gli portavano la borsa o andavano a fare i pagamenti in posta, alla posta, perché questo facevano i suoi collaboratori della sua segreteria privata, ma un suo uomo di fiducia, un funzionario che fosse in grado anche di parlare qualche lingua straniera, cosa che i pensionati che utilizzava il Presidente Andreotti nella sua segreteria ovviamente non erano assolutamente in grado di fare, né erano in grado di trattare con il prefetto, il questore, il comandante dei carabinieri, il primario dell'ospedale, per sapere la gravità, eccetera. Negli altri casi che lei ha esemplificato? Guardi, negli altri casi che ho semplificato, le ho detto, un caso era questo di uno studente zairese che si era Ma in questo avvicinato. caso l'assegno era intestato direttamente allo studente? Credo di ricordare che erano, perché diede 2 assegni e credo di ricordare che erano intestati direttamente a questo studente zairese. Un altro caso, ne ho un ricordo nettissimo. Il senatore Andreotti era da poco ministro degli esteri e nel 1983, a Natale dell'83, al Ministero degli Esteri ci segnalarono al gabinetto che c'era l'usanza di regalare ogni anno ad una cassa mutua del personale del Ministero panettoni, torroni e altre cose tipiche di circostanza destinati ai figli del personale. E allora in quel momento io ero l'unico dei vecchi collaboratori, toccò a me andarlo a spiegare al Ministro, e dicendo al Ministro che c'era l'usanza di provvedere a queste spese attraverso fondi a disposizione del Ministero degli Esteri.
e il ministro degli esteri tirò fuori il libretto di assegni e mi disse: ma questa è un'attività del personale, non del ministro in quanto tale, quindi intendo provvedere io personalmente di tasca mia, cosa che fece dandomi un assegno. Qui parliamo del dicembre del 1983, quindi se trovate poi un assegno, non credo che era intestato a me, non so a chi l'avrà intestato, insomma, ricordo che se non sbaglio erano 5 milioni di lire nel dicembre 1983, ma insomma queste e altre situazioni di questo genere. Del resto io non provvedevo a nessun pagamento perché non rientrava nei miei compiti. Le risulta che il senatore Andreotti, nella qualità di Presidente del Consiglio, abbia effettuato degli spostamenti senza il personale di scorta dei Carabinieri? Guardi, adesso posso fare ulteriormente mente locale. Alla sua domanda rispondo innanzitutto: non mi risulta. E per i motivi che ho detto prima la ritengo altamente improbabile. Se necessario posso fornire altre spiegazioni sui motivi per i quali ritengo altamente improbabile uno spostamento. Questo è un giudizio, questo altamente improbabile, un suo giudizio. Lei deve dire se risulta, a domanda citare ho detto, fatti. non mi risulta, ma posso spiegare perché non mi risulta e perché era impossibile. Le ho fatto questa domanda perché noi abbiamo acquisito in questo dibattimento molti documenti. Tra questi documenti ve n'è uno, esattamente il documento numero 83 della lista del 9 giugno 97, da cui risulta che il 28 agosto 1991 Andreotti va a Nizza diretto a Bolier, e proprio in questo documento che è stato acquisito è scritto: messaggio in coppia, Carabinieri Nucleo Scorte Roma, 23 agosto 91, alle ore 16:30, onorevole Giulio Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri, partirà da Roma Ciampino in aereo diretto a Bolier Nizza, rinunciando dispositivo sicurezza questo nucleo. Il Comando Generale dei Carabinieri, documento 78 bis, ha confermato questo dato perché nell'elenco dei viaggi che ci ha trasmesso, da cui risultano i militari di scorta che di volta in volta accompagnano Andreotti, c'è scritto per questo viaggio senza scorta. Quindi le chiedo, questo è un episodio che risultava a sua conoscenza? Guardi, questo viaggio del 91 a Nizza, io adesso ovviamente non ho una memoria buona, non sono un computer, però non è una cosa che mi sorprende perché normalmente a fine anno il senatore Andreotti trascorreva sempre alcuni giorni, sempre nello stesso posto, in Costa Azzurra, sempre presso le stesse persone. Che erano, mi scusi? Erano dei suoi amici, cioè? Personali, italiani. Azzaretto per caso? Azzaretto. Ed era direttore di una banca questo Azzaretto? Beh, la famiglia Azzaretto era una famiglia che era legata da amicizia da parecchi anni, era il direttore di una banca. È morto nel 1986 questo Azzaretto Giuseppe? È morto alcuni anni fa, sì, io non l'ho mai conosciuto, io ho conosciuto il figlio. Sì. E sa se anche prima del 1986, negli anni 70, Andreotti andava in vacanza nell'abitazione di questa persona, Giuseppe Azzaretto? Questo non glielo so dire perché, come l'ho detto, io ho iniziato a collaborare nel 76 e la mia vicinanza tale da poter sapere dove andava a trascorrere le vacanze il senatore Andreotti è molto successiva. Sa se questo Azzaretti era originario di Misilmeri? Non lo so. Sa se la banca diretta da questo Azzaretto fu coinvolto nel processo della Duomo Connection perché furono trovati alcuni conti mafiosi che facevano capo a vari personaggi proprio in questa banca? Non lo so. Vabbè, andiamo avanti. Stavamo dicendo di questo viaggio senza scorta. Dunque, guardi, lì adesso lei
ha agli atti una dichiarazione del Comando Generale dei Carabinieri. No, io ho proprio il fax, guardi, glielo posso sì, far però, vedere. comunque un fax, è sempre una dichiarazione. Messaggio in copia, originale del tempo. Che dice che non aveva scorta. Sì, guardi. Dunque, normalmente, guardi, quando... No, che rinuncia al dispositivo. Sì, ma perché, guardi, quando lui si recava in Costa Azzurra, lui aveva un servizio di sicurezza e di vigilanza che cercavamo di ridurre allo stretto indispensabile, che era assicurato sul posto dalla polizia francese. Io personalmente o a volte per il tramite del Ministero degli Esteri segnalavo all'Ambasciata d'Italia a Parigi giorno, ora, mezzo di partenza del Presidente Andreotti, del Presidente del Consiglio, attraversamento della frontiera, in modo che la polizia francese lo potesse prendere in carico. E con la raccomandazione, sempre anche scritta, che il servizio non fosse particolarmente appariscente, in quanto il senatore Andreotti cercava nella misura del possibile di liberarsi dall'affanno e dall'angoscia della presenza continua di decine e decine di persone. Aggiungo però che lui si portava sempre con sé un uomo della sua scorta, il quale, come spesso facevano negli ultimi anni, non notificava formalmente per non dover poi richiedere al proprio ente di appartenenza il foglio di viaggio e si prendeva una licenza ordinaria. Quest'uomo viaggiava con l'autovettura privata del Presidente del Consiglio, perché lui quando andava in vacanza rifiutava, malgrado che io gliel'avessi insistentemente richiesto, di utilizzare l'autovettura demaniale alla quale aveva diritto, e si spostava con la propria auto privata, e questo è uno dei militari dell'Arma, della sua scorta. Erano i soliti autisti, quindi un anno toccava a uno, un anno toccava all'altro, partivano il giorno prima per andarlo ad aspettare alla stazione. Tutto questo è tranquillamente documentabile, perché, come le ho detto, noi informavamo le autorità francesi e da Parigi informavano l'autorità di frontiera, perché questo militare dell'Arma attraversava la frontiera con un'arma che noi regolarmente denunciavamo alle autorità francesi nei modi e nelle forme previste, quindi notificando il modello, i numeri di proiettili che l'uomo portava appresso, e quindi con una registrazione meticolosa dell'ingresso di questo signore in territorio francese e della sua successiva uscita. Spostamento, quindi il Presidente del Consiglio viaggiava fisicamente da solo in aereo fino a dove, come può immaginare, era accompagnato fino alla scaletta dell'aereo dagli uomini della sua scorta, ed era rilevato alla discesa da questo militare dell'Arma che era andato a prenderlo. E lo stesso avveniva quando si muoveva in treno, anche se in genere quando faceva i viaggi in treno per motivi privati c'era sempre uno o due militari della sua scorta. Quindi, se ho ben capito, lei mi sta dicendo che in relazione a questo specifico viaggio, questo specifico viaggio devo controllare. Siccome lei ha fatto un'affermazione di carattere generale, io le chiedo se in relazione a questo specifico viaggio del 23 agosto 91 lei afferma che sostanzialmente uno degli uomini di scorta di Andreotti si mise in ferie e privatamente, con l'autovettura privata di Andreotti, si recò il 23 agosto 91 a Nizza. Lei afferma questo? Quindi noi possiamo riscontrare questa circostanza? No, mi consenta, lei ha il vantaggio... fa un'affermazione di carattere ipotetico? No, lei ha il vantaggio rispetto a me di avere delle carte precise. Io queste carte non le ho. Se con il consenso della Corte del signor Presidente posso fare anche questa verifica, io le ho detto quale era il meccanismo per cui ho motivo di ritenere che anche ad agosto del 1991 il Presidente del Consiglio si sia recato a Beaulieu come tutte le altre volte.
e le ho spiegato come normalmente avvenivano questi spostamenti. Comunque. E tutto questo è tranquillamente documentabile. Quello che Io adesso nella fattispecie questo del... Quello che è documentato è che era senza scorta. Se è documentabile, se era qualcuno di costoro si fosse messo in ferie, Era lo senza accerteremo. scorta nell'effettuazione del viaggio o nel soggiorno a Beaulieu? Adesso non per farle io una domanda, Era ma per senza, capire era senza i carabinieri italiani. durante il soggiorno a Beaulieu? Sì. Questo risulta dalla documentazione che era. Sì, le ho detto, io sono sicuro che se andate a cercare di ritrovare traccia nelle dichiarazioni o agli atti del nucleo scorte di Roma o del comando generale dell'Arma dei Carabinieri, troverete probabilmente dei buchi che vi posso giustificare con il sistema che deliberatamente il personale addetto alla scorta del Presidente Andreotti seguiva anche su sue istruzioni, perché erano delle attività private, le sue, e non intendeva minimamente che gravassero a spese del contribuente. Ho capito. Senta, lei, abbiamo un altro viaggio simile, il 30 marzo 1991, Andreotti va a Nizza, quindi il primo era del 23 agosto 91. Questo del 30 marzo 91, va a Nizza, abbiamo il documento che è il documento 83, le leggo il testo: 30 marzo 91, messaggio in copia da nucleo scorte, ore 10, onorevole Giulio Andreotti, Presidente del Consiglio Ministri, unitamente consorte, partirà in aereo con volo privato da Ciampino diretto Nizza in forma privata, rinunciando servizio di scorta. Questo è un altro caso. Lei ha detto poco fa che quando Andreotti si spostava per motivi privati non utilizzava mai la macchina demaniale? Quando si muoveva, cioè in determinate circostanze, in genere quando prendeva quei brevi periodi di vacanza, eludeva, si sottraeva alle raccomandazioni mie e degli ufficiali e dell'ufficiale dell'Arma che in quel periodo era responsabile della sua scorta, utilizzando la sua autovettura privata. Quindi non utilizzava l'auto demaniale? Quindi non utilizzava l'auto demaniale. Allora in questo caso invece risulta che Andreotti... A volte sono stato più bravo io nel convincerlo che lui ad accettare di mantenere fede al suo principio. E quindi a volte utilizzava anche l'auto a demaniale? volte sono riuscito a fargli capire che un Presidente del Consiglio, per di più esposto a dei rischi molto seri, quali erano quelli ai quali notoriamente il Presidente del Consiglio era esposto in quegli anni, era preferibile che utilizzasse nei suoi spostamenti privati un'autovettura blindata con la scorta che gli era stata attribuita proprio per questi motivi. Ma a volte il senatore Andreotti ha ritenuto fare di testa sua e non mi ha voluto ascoltare, né ha voluto ascoltare il suo personale di scorta. Quindi aveva una macchina privata, Andreotti? Lui aveva, non so se ce l'abbia ancora, aveva una Tema, una Lancia Tema, una Lancia Tema privata colore? Che stava in garage e che ogni tanto prendeva il figlio. Si ricorda il colore? Prego? Lei l'ha vista mai questa macchina? L'ho vista qualche volta. Che colore era questa macchina? Mi pare scura, mi pare era blu, se ricordo bene. Era targata a Roma? Ho motivo di ritenere di sì, ma insomma l'ho vista talmente poche volte, perché stava nel garage e quindi l'ho vista poche volte. E quindi a volte per i suoi spostamenti Andreotti utilizzava anche questa macchina? Ma guardi che questo a volte è veramente nella sua accezione prima, cioè a volte significa pochissime volte. Senta, poi sempre dall'elenco dei carabinieri risulta che il 20 agosto 1988 Andreotti è andato in Algeria in giornata, il viaggio è 20 novembre 88, scusate, 20 novembre 88, partenza e rientro 20 novembre 88, e ancora una volta il comando generale scrive senza scorta. Lei in quel periodo prestava servizio presso il Ministero? Sì, guardi,
adesso è andato varie volte in Algeria. 20 novembre 88 era, se ricordo bene, un momento un po' difficile con gli algerini e diciamo più in generale nell'Africa del Nord e Medio Oriente, e il ministro degli esteri fece una serie di missioni molto rapide all'estero, a volte di poche ore e dello spazio, e sempre comunque nella giornata, andando e tornando. E perché non fu seguito dai carabinieri? Le posso dire certamente, ignorando il fatto specifico o non ricordandomelo, ma anche su queste situazioni abbiamo avuto modo di discutere più volte con il Ministro prima e con il Presidente del Consiglio. Premesso che quando lui era Ministro degli Esteri cercava di evitare, ed eravamo soprattutto noi suoi collaboratori, io e anche altri colleghi al gabinetto, di fargli capire che era necessario, opportuno, che rientrava anche nella norma, perché gli altri ministri e gli altri presidenti del Consiglio si spostavano con code di personale addetto alla scorta numerosissime, era opportuno che lui pure viaggiasse con la scorta. Lui spesso non lo faceva perché non voleva, conoscendo, non ho assolutamente motivo di dubitare, non voleva far gravare sull'erario anche questa spesa. Poi dopo l'abbiamo convinto e in realtà credo che successivamente lui non abbia mai fatto viaggi ufficiali. Mi scusi, senza quasi vorrei capire una cosa. Questi spostamenti avvenivano con aerei di Stato, 31esimo stormo, eccetera. Di Quindi regola venivano con aerei di Stato o con una compagnia privata. Per gli aerei di Stato, la presenza di un passeggero a bordo in più e in meno, in che senso aggravava l'aereo dello Stato? Io ho fatto il giro del mondo sugli aerei di Stato. La pubblica amministrazione non ha certo speso nulla per trasportarmi, ma la mia amministrazione ha speso perché mi ha dovuto pagare una indennità di missione, e il personale dell'Arma che accompagnava il Presidente del Consiglio all'estero, in genere uno solo, proprio perché lui ci teneva a gravare il meno possibile, percepiva un'indennità di missione. Quindi, che poi viaggiasse a piedi, in auto, su un aereo privato o su un aereo dello Stato, lui nel momento in cui esce fuori ha diritto a percepire un'indennità di missione. Quindi la sua spiegazione è che il 20 novembre 88, per questo viaggio che dura alcune ore, Andreotti non è col carabiniere per non gravare. In generale. No, la mia spiegazione alla sua domanda non c'è spiegazione, perché io non ricordo questo particolare. Le ho detto che non mi sorprende, perché come quello, se lei va a cercare sicuramente ne troverà altri, specialmente in quel periodo, quando il senatore Andreotti era particolarmente restio ad ammettere l'esigenza di doversi far accompagnare, a riconoscere l'esigenza di doversi far accompagnare anche all'estero dal personale della scorta, ne troverà altri. Ho capito. Senta, lei ha detto, ma le faccio la domanda, Andreotti utilizzava aerei privati per i suoi spostamenti? Andreotti utilizzava aerei dello Stato e utilizzava anche aerei privati, come chiunque. Lei ha viaggiato con Andreotti su aerei privati? Certo. Si ricorda a quali compagnie aeree facevano capo questi aerei privati? Spesso si trattava della compagnia Air Capital, almeno negli ultimi anni. Che faceva capo a chi? In passato anche compagnie di altre persone che mettevano a disposizione, ma di cui non ricordo, posso ricordarmi qualche proprietario, ma insomma più delle volte era la società Air Capital di Roma. Si può fare questo sforzo per ricordare i nomi degli altri proprietari di questi aerei? Ma guardi, mi ricordo che una volta, credo, il Cavaliere del Lavoro Tanzi ci mandò un aereo a prenderci, ma insomma il più delle volte quando erano voli privati utilizzava questa società Air Capital. Ho capito.
queste altre società. Senta, lei ha mai viaggiato con il dottor Ciarrapico? Certo, alcune volte, certo, insomma, alcune volte, perché non è che il dottor Ciarrapico, immagino Giuseppe... Giuseppe è quello del premio Fiuggi, per intenderci. Sì, Giuseppe Ciarrapico. Non è che il dottor Giuseppe Ciarrapico fosse un accompagnatore abituale del Presidente del Consiglio quando si spostava il Presidente, ma alcune volte ci è capitato di dare passaggi sull'aereo o di farci accompagnare recandoci in certi posti da varie persone, e tra queste c'è stato certamente il dottor Giuseppe Ciarrapico. Quante volte più o meno? Non me lo ricordo, ma insomma è successo certamente. Senta, qui per esempio tra i documenti sempre acquisiti abbiamo un volo il 3/5/1990, Ciarrapico chiede il nulla osta dello Stato Maggiore dell'Aeronautica per atterrare nell'aeroporto militare di Frosinone con un veicolo Air Capital. Nella dizione c'è scritto per preparazione entourage Andreotti, documento numero 1 della lista Per 16 preparazione? settembre, entourage Andreotti, per il Tribunale documento 1 della lista 16/9/96. Lei ricorda questo episodio? Guardi, io ricordo che... Le do qualche altro dato. Il giorno dopo, in effetti, risulta che Andreotti atterra in questo aeroporto militare, esclusivamente militare, con un aereo dell'Air Capital. A bordo di questo aereo dell'Air Capital, vorrei controllare un attimo, no, non abbiamo la lista dei passeggeri in questo caso. Vabbè, ti posso dire io pure se Sì, vuoi. qua c'è scritto preparazione entourage Andreotti, poi c'è sempre trasporto onorevole Andreotti e suo entourage, 4 maggio 90, e poi sempre trasporto entourage Andreotti, e poi c'è, nulla osta, modulo per messaggio, aeroporto Roma, aeroporto Frosinone, nulla osta carattere del tutto eccezionale per scali su aeroporto Frosinone a favore società oggetto come di seguito specificato. Giorno 3 corrente mese, nominativo dell'aereo per trasporto delegazione per preparazione visita onorevole Andreotti, giorno 4 corrente mese 2, sigla dell'aereo per trasporto onorevole Andreotti e delegazione. Lei ricorda questo viaggio a Frosinone con un aereo privato dell'Air Capital con atterraggio in aeroporto militare, da che cosa fu motivato? Dunque guardi, adesso io questo non me lo posso ricordare. Io ricordo che nel periodo della Presidenza del Consiglio saremo andati, dico saremo perché lì siamo nella fase in cui lo accompagnavo di regola quasi sempre, 2 o 3 volte a Frosinone. In genere, in tutte le circostanze, la permanenza del senatore Andreotti a Frosinone coincideva con, e di regola iniziava, con degli incontri istituzionali in prefettura o con incontri con autorità della provincia, operatori economici, eccetera, e aveva poi una seconda parte di incontro più politico, essendo Frosinone uno dei luoghi dove tradizionalmente il senatore Andreotti ha dal 1946 raccolto voti. Per quanto riguarda questo viaggio aereo, io ricordo perfettamente di essere andato, di essere sceso
con il senatore Andreotti all'aeroporto di Frosinone. La cosa è semplicissima, ricordo una volta, dovrebbe averlo lei agli atti, ci siamo recati anche in elicottero all'aeroporto di Frosinone. E una volta probabilmente ci siamo andati con l'aereo. Perché l'aeroporto militare di Frosinone? Perché nella zona di Frosinone quell'aeroporto, che tra l'altro è un aeroporto militare ben attrezzato perché è sede di un reparto elicotteri dell'aeronautica militare, è l'unico in grado di poter ricevere un velivolo e soprattutto prestare al velivolo la necessaria assistenza e sicurezza, perché anche se si spostava su un velivolo privato era pur sempre il Presidente del Consiglio e quindi il velivolo aveva necessità di essere protetto nel periodo in cui sostava in aeroporto mentre il senatore Andreotti partecipava alle manifestazioni, eccetera. Per cui normalmente se il titolare della società Air Capital avesse chiesto allo Stato Maggiore dell'Aeronautica l'autorizzazione all'atterraggio all'aeroporto di Frosinone perché trasportava una persona che non aveva incarichi istituzionali, certamente lo Stato Maggiore dell'Aeronautica non gliel'avrebbe concesso l'autorizzazione, ma trattandosi del Presidente del Consiglio non lo trovo normale, anche perché, come l'ho detto, c'erano queste attività e queste esigenze legate alla presenza del velivolo. Parliamo di un altro viaggio, quello di cui abbiamo parlato è quello del 3 maggio 90, l'8 giugno del 1991 Andreotti atterra a Frosinone con un veicolo, con un aereo del 31esimo stormo, quindi un aereo di Stato. Di Stato, 31esimo stormo. 31esimo stormo. Dalla lista dei passeggeri di quel volo risultano Andreotti, senatore Vitalone, onorevole Fiori, assessore Ravaglioli, dottor Ciarrapicco, Sessa, Andreani. Lei sa a quale titolo Ciarrapicco volava su un aereo di Stato? Guardi, viaggiava sicuramente, sono pronto qui, non ho bisogno di rinvangare la mia memoria, a titolo di passaggio previsto dalla normativa che prevede l'impiego di questi velivoli, passaggio concesso a persona che doveva recarsi nello stesso posto dove si recava il velivolo. Se sapessi a quante persone abbiamo dato passaggi, attori, attrici, quando rientravamo da Milano, da Palermo, se lei doveva raggiungere Roma e si rivolgeva a me, di regola io ero anche abbastanza autonomo. Anche a privati cittadini? Certo, a privati concittadini conosciuti. Conosciuti da chi? Conosciuti in primo luogo anzi direi di regola conosciuti dal senatore Andreotti, perché non è che io mi prendevo la libertà di portare a bordo il mio amico, ma se erano persone che lo conoscevano di regola avvicinavano me o avvicinavano il sottufficiale, il quale a sua volta avvicinava me. C'è il giudice tal dei tali o l'avvocato tal dei tali che deve rientrare a Roma, gradirebbe avere un passaggio, non c'era niente di male, ripeto, poi è previsto ampiamente dalla normativa, quindi bastava poi denunciarlo nella lista dei passeggeri. Ho capito. Senta, l'1-3-1990, questo è un altro volo ancora, l'1-3 del 1990, sempre con un volo di Stato, 31esimo stormo. È sempre il 31esimo, solo Andreotti va da Roma Urbe a Cassino e a bordo ci sono Andreotti, prefetto Bottiglieri, capo del cerimoniale della Presidenza Vitalone, Ciarrapico, sottosegretario, Ciarrapico, Sessa, Andreani. A che titolo Ciarrapico volava su un aereo di Stato? Chi l'aveva autorizzato? Lei? No, non credo che sia necessario stabilire Certo. a che titolo volasse Ciarrapico su un aereo. Quali persone venivano autorizzate a volare insieme ad Andreotti e chi le autorizzava? Presidente, Allora, qua stiamo vedendo chi viaggiava con Andreotti. allora, dunque, Questa è un'altra domanda. questa è un'altra domanda. Passeggeri, Presidente. Cioè, voglio dire, non è, signor Presidente, come si evince dal fatto che esista una lista di questi passeggeri, esiste una normativa molto precisa, non solo per quanto riguarda tutti i voli di compagnie private, ma a maggior ragione per voli dell'amministrazione militare.
La lista passeggeri esiste per il 31esimo stormo, per le compagnie private liste non esistono, infatti noi ne abbiamo. Beh, io credo che esista una lista Non di esiste. regola, io so che noi quando il senatore Andreotti doveva viaggiare comunicavamo i nominativi delle persone che si imbarcavano, perché intanto c'era l'esigenza di saperlo all'edificio dell'Aviazione Generale di Ciampino, perché dovevano farli entrare. La società, la compagnia di trasporto aveva bisogno di sapere se a bordo c'erano 3-4 persone e volevano i nomi, non hanno mai detto presidente più 3, presidente più Tizio, Caio, Semproni. Guarda, noi l'abbiamo cercata dappertutto, No, non beh, esiste, solo per gli spostamenti all'estero risulta che c'è una lista che passeggeri. cosa può dire su questo? E allora, in questo Per quanto caso- riguarda i voli del 31esimo stormo, siccome lì rientriamo invece La in mia una... domanda è, era Andreotti che le chiese di fare salire Cerrapico? Fu lei che lo autorizzò? Fu Cerrapico a chiedere? È assolutamente irrilevante. Com'è che un privato cittadino si trova un'altra volta a No, la domanda è viaggiare con ammessa, Andreotti? abbiamo ammesso le altre. Voglio dire, lei aveva una carica Adesso istituzionale, il dico, prefetto aveva una carica prego. istituzionale. Allora, cerchiamo di essere precisi. In questo caso io non mi ricordo se Ciarrapico è salito a bordo del velivolo su mia autorizzazione o su autorizzazione del Presidente del Consiglio. Alla domanda su come avveniva, chi autorizzava chi a entrare, le ripeto quello che l'ho detto prima, e cioè di regola i passeggeri di un velivolo con il quale il Presidente del Consiglio effettuava un suo spostamento venivano preparati da me nel quadro della preparazione del viaggio. Preparati da me significa su segnalazione dei vari uffici coinvolti, di regola era il cerimoniale della Presidenza del Consiglio, mi segnalava il Presidente deve andare lì, allora sale uno della scorta, quello dell'ufficio stampa, il capo della segreteria, poi o la persona che voleva avere il passaggio o si rivolgeva al cerimoniale, o si rivolgeva a me o si rivolgeva al Presidente Andreotti. Il Presidente Andreotti, quando decideva autonomamente, me lo doveva per forza di cose comunicare, perché io lo dovevo comunicare a Ciampino, se no non lo facevano entrare. Se lo faceva all'ufficio del cerimoniale bisognava dirlo al Presidente Andreotti, perché essendo lui il titolare del volo formalmente doveva dire sì, mi sta bene che venga Ciarrapico, perché poteva essere che mi chiedesse un passaggio una persona che a lui non gli faceva assolutamente piacere vedere e io magari non lo sapevo, quindi di regola glielo chiedevamo. Vorrei capire una cosa, c'è un fatto, come faceva Cerrapico a sapere che quei giorni Andreotti si spostava? Ma guardi che a parte il fatto che quando si spostava Andreotti appariva di regola su una decina di giornali, quindi lo sapevano pure i bambini, si figuri Ciarrapico che era tra le persone che erano vicine al Presidente Andreotti, come è noto. Senta, siccome lei ha detto che si trattava di eventualmente un passaggio, per questo volo specifico risulta che Andreotti, abbiamo detto, col 31esimo storno va da Roma Urbe a Cassino e a bordo ci sono queste persone. Nello stesso giorno c'è una tratta successiva, Aquino-Frosinone, e in serata Frosinone-Ciampino. Nello stesso giorno, probabilmente... mi scusi un attimo perché il Tribunale l'ha capito, abbiamo tutto nello stesso giorno, Roma Urbe Cassino, poi Aquino Frosinone, Frosinone Ciampino. In tutte queste tratte c'è sempre Cerrapico, quindi ha chiesto un passaggio, non è che li lasciavamo a piedi. aveva lo stesso appuntamento negli stessi posti. No, ma vede, guardi, Il Presidente si oppone alla domanda, mi sembra irridente e non funzionale a nulla. Non riesco a Questo lo chiedo al senatore Andreotti, se avrebbe potuto fare l'esame e chiederlo al senatore Andreotti. No, io lo chiedo a chi organizzava i viaggi, che è stato citato la difesa, il senatore Andreotti. Avrebbe potuto appagarla con l'esame del senatore Andreotti. Io non ho una Per curiosità. favore, evitiamo le polemiche. La domanda è ammessa. Lei si ricorda in questo caso specifico perché il dottore Ciarrapico fece tutto questo giro? ma io... Se lei non si ricorda, dice non mi ricordo. No, ma fece tutto il giro perché è evidente che lo fece come lo fecero tutti quelli che erano partiti da Roma e sono ritornati a Roma a fine della giornata. Il Ma non è motivo che lo non lo potevamo ricordo. lasciare. Il motivo non lo ricordo. O lo ricordo. Credo che quella occasione può essere che sia da ricollegare ad una visita che il Presidente del Consiglio fece alla Fiat a Cassino e alla partecipazione ad altre manifestazioni. Ad Aquino mi ricordo che andammo, era un grosso evento, adesso non ricordo esattamente per quale motivo.
e quindi credo che sia per questo motivo che poi il dottor Ciarrapico, che in quel momento era piuttosto presente in Ciociaria per gli interessi che aveva e che quindi conosceva molte persone, abbia chiesto di accompagnare il Presidente. Non ho capito quest'ultimo passaggio. No, voglio dire, se devo cercare di ricordarmi perché c'era Ciarrapico, perché c'era l'assessore Ravaglioli o il sottosegretario Vitalone, perché avevano evidentemente degli interessi a seguire il Presidente del Consiglio in questo viaggio che lui faceva in Ciociaria. Ho capito. Senta, il 2 dicembre del 1900... Però ecco, insomma, mi sento di dover dire anch'io che questa è una domanda sulla quale sicuramente il senatore è meglio di me sa dare spiegazioni più esaurienti. Il 2 dicembre del 1990 abbiamo un altro viaggio col 31esimo stormo aereo di Stato. Andreotti va da Ciampino a Cassina e poi ad Anagni. Dalla lista passeggeri la città. Anagni. Dalla lista passeggeri risulta Andreotti, Vitalone, Ravaglioli, Sessa, Ciarrapico. Lei sa perché in questo viaggio c'era Ciarrapico? Dica sì o no? Guardi, a questo punto dico no, perché se no riprendiamo, devo ripetere per Basta, si limiti a dire no e basta. No. Ora, quando lei ha iniziato a rispondere alle domande della difesa, io ho preso degli appunti velocemente. Vorrei che mi confermasse l'esattezza o l'inesattezza di questi appunti. Io ho capito che lei ha cominciato a collaborare con Andreotti dall'autunno del 76 sino al febbraio del 78. Esatto. Esatto? Le dico subito, se lei va a fare delle ricerche, che deve stare attento sulle date, perché nell'autunno del 76 io formalmente risulto ancora in servizio ad un determinato ufficio ed è solo dal 7 gennaio, credo, del 77 che ai fini amministrativi passo alla Presidenza del Consiglio, soltanto per essere precisi. Comunque resta fino al febbraio del 78. Fino all'8 febbraio, se ricordo, del 1978. Dopodiché lascia la Presidenza del Consiglio perché è destinato all'estero, un incarico all'estero. Destina prima alla rappresentanza permanente d'Italia presso la NATO a Bruxelles e poi presso l'ambasciata d'Italia a Brasilia. Perfetto. E poi riprende a collaborare con Andreotti alla fine del 1983? Sì, nell'autunno-inverno dell'83, poi da un punto di vista amministrativo a tutti gli effetti il 10 o 11 gennaio 1984. Nel periodo dal 76 al 78 lei esattamente che compiti svolgeva? Ero addetto all'ufficio del consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio dei Ministri. Cioè praticamente che significa? Significa che ero uno dei l'ufficio del consigliere diplomatico era articolato con un consigliere diplomatico e due funzionari che lo assistevano nella trattazione di tutte le questioni di competenza dell'ufficio. Quindi a quei tempi ero il più giovane dell'ufficio. Quindi in sostanza di che cosa si occupava lei? Preparazione di incontri con personalità straniere, preparazione di documentazione, contatti con le ambasciate straniere, assistenza al Presidente del Consiglio quando riceveva personalità straniere. Io a quei tempi ero il più giovane, quindi ero l'amanuense del gruppo, quindi era quello che doveva prendere gli appunti. E in questa qualità, diciamo, diplomatico si occupava anche dell'organizzazione dei viaggi di Andreotti in Italia, non nel 1976-78 no. Quindi lei in sostanza, vediamo se ho capito bene, per questo periodo autunno 76, febbraio 78 nulla ci può dire circa gli spostamenti di Andreotti in Italia. E per quanto riguarda il periodo dal febbraio 78 all'autunno 83 nulla ci può dire su questo stesso argomento perché si trovava all'estero. Certo. Quindi diciamo che dal 76 all'83 l'argomento viaggi e spostamenti Andreotti è un tema che lei non conosce. Andiamo allora a un periodo nel quale lei ha lavorato con Andreotti, cioè 1985. Lei sa con quali persone Andreotti intanto le voglio chiedere, le faccio un'altra domanda. I programmi del senatore Andreotti, dei spostamenti, perché immagino che quando si spostasse ci fosse un programma, le risulta se questi programmi poi subivano per le contingenze
le sopravvenienze del momento, delle variazioni, per esempio di percorsi, e che vi fosse una tappa che non era prevista nel programma iniziale. Ma nel 1985... Intanto diciamo questa domanda gliela faccio per tutto il periodo in cui lei è stato con Andreotti, sia come Ministro degli Esteri sia come Presidente del Consiglio, dall'83 in poi, diciamo. Guardi, Poi torniamo all'85. allora, a una domanda di carattere generale, signor Presidente, rispondo con una risposta di carattere generale. E avvenivano tappe o modifiche di programma in viaggi che cercavamo di programmare al minuto, perché se lei si sorprende che abbiamo fatto in una giornata Roma, Cassino, Aquino, Frosinone, noi in una giornata eravamo capaci di fare Roma, Parigi, Londra, Bonn, Roma, quindi si figuri. Questo significa... Quindi spostamenti velocissimi nell'arco della stessa giornata, anche nell'arco di 2 o 3 ore, andare e venire. Quindi questo significa che i nostri viaggi erano organizzati con una precisione teutonica, e quindi questo significa che uno spostamento o una tappa fuori programma creava dei problemi enormi alla macchina amministrativa, alla macchina che gestiva il viaggio del senatore Andreotti. È successo, sono successi degli spostamenti, in genere siccome nella fase poi finale io ero sempre con lui, io mi dovevo sobbarcare poi l'onere non facile di cercare di far riquadrare il cerchio, quindi spostando tempi eccetera eccetera, ma insomma poteva succedere. Ho capito. Io l'ho fatto questa domanda perché in periodi in cui lei non si occupava di questa organizzazione di questi viaggi, e per questo poco fa le ho fatto precisare i periodi, risulta per esempio però presenze... c'erano subito tutta una serie di persone che ne venivano immediatamente a conoscenza, non è che improvvisamente spariva dal controllo dei radar. E quindi dice dov'è il senatore Andreotti? Perché per esempio per il 19 agosto del 1985 noi abbiamo accertato da altra fonte, che è una relazione di servizio di un agente di polizia e altri elementi, insomma, che Andreotti si trovava all'hotel Ops di Mazara del Vallo. Questa tappa a noi non risulta assolutamente, per esempio, dagli elenchi che ci sono stati trasmessi dal Comando Generale dei Carabinieri, che ci ha indicato tutti i viaggi e tutti gli spostamenti effettuati da Andreotti da una certa data, per il 78 sino al 1992. Lei può dare una spiegazione in relazione a questo specifico episodio? Nel 1985 io le ho premesso che non seguivo da vicino l'organizzazione dei viaggi. Ah, quindi nell'85 lei non li seguiva? No, nell'85 no, io le ho detto, io l'ho cominciato a seguire verso, direi, 87-88, quando lui ricevette un incarico di formare il governo e quindi mi chiese di assisterlo in quell'attività, ma prima erano organizzati a metà tra il gabinetto e la sua segreteria privata. Noi come gabinetto, dico noi perché poi eravamo parecchi lì funzionari, cercavamo ovviamente di entrare in questa organizzazione, perché il Ministro degli Esteri non è uno di quei membri del governo di cui uno, come dicevo prima, può perdere le tracce, perché c'è una esigenza di reperibilità tale, quindi noi sapevamo sempre dove lui andava. Ora, in questo episodio di Mazara del Vallo, ecco, volevo completare, in quegli anni noi ci siamo occupati a lungo di contenzioso con la Tunisia in materia di pesca, e questo ha portato a dei contatti che il senatore Andreotti aveva con le comunità di pescatori di Mazara del Vallo, che come è noto sono i più diretti interessati in questo contenzioso con la Tunisia. Lei, quando il senatore Andreotti si spostava fuori sede, per esempio a Mazara del Vallo, restiamo nel viaggio del Mazara del Vallo, sapeva, veniva informato con quali persone Andreotti parlava, si incontrava? Se io non lo accompagnavo, no, negli anni, specialmente negli anni, chiaramente non ne avevo un controllo diretto. Nei viaggi che abbiamo fatto, e soprattutto quelli durante la Presidenza del Consiglio, in cui io l'ho sempre accompagnato, credo di poter dire di aver
gestito, dico un quasi perché nella vita la perfezione e la certezza ce l'abbiamo solo sulla morte, ma di aver gestito quasi tutte le persone che il Presidente del Consiglio ha incontrato, anche quelle fuori programma che venivano segnalate a me dal notabile locale, dall'amico locale, dal questore o dal prefetto, anche lo sconosciuto che chiedeva di potersi incontrare con il Presidente del Consiglio, e normalmente gli ufficiali dei Carabinieri o i funzionari della Polizia che ci accompagnavano, o il prefetto, normalmente faceva capo a me, mi diceva: c'è il dottor Rossi, è un funzionario oppure è un notabile locale, è un noto imprenditore, vorrebbe poter stringere la mano al Presidente del Consiglio oppure vorrebbe parlare al Presidente del Consiglio, e io in genere cercavo di valutare se effettivamente era una persona per bene. In genere questi accertamenti li facevo appoggiandomi agli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, essendo io ufficiale di complemento dell'Arma, figlio di un generale dei Carabinieri, quindi credo di avere anche una certa mentalità e un certo stile di vita e di comportamento, quindi era con questo che io dovevo innanzitutto tutelare anche il Presidente del Consiglio. Senta, il 20 gennaio dell'87 Andreotti andò a Taormina col 31esimo stormo per un vertice italo-spagnolo. Lei era in aereo con lui? No. Come penso lei avrà visto dall'elenco dei passeggeri. Scusi un attimo, Presidente, sto riguardando. Senta, da un documento in nostro possesso, documento 5 della lista 15 luglio 97, risulta che Andreotti atterra a Trapani in data 11 giugno 1991 con un 31esimo stormo per la campagna elettorale. Giugno del 91. Sì, giugno 91. C'erano le elezioni, la campagna elettorale per le elezioni del Parlamento regionale. Qui mi pare di ricordare che c'era. Aspetti. Risulta, secondo il programma, doveva atterrare a Trapani alle ore 16,50. Dovevamo atterrare. Sì. Poi si sposta dopo Trapani ad Agrigento, dove pernotta, Esatto, e siamo sempre in data 11 giugno. In data 12 giugno 1991 in elicottero raggiunge, quindi da Agrigento, Siracusa, Messina e Catania. Da un documento numero 38 dei voli CAI risulta che lo stesso giorno, il 12 giugno 1991, un aereo della CAI fa la tratta Palermo-Catania alle ore 17:40 con la dizione: scopo del volo segreteria Presidenza del Consiglio. Lei sa chi organizzò questo volo e chi portava a bordo questo volo da Palermo a Catania? Questo volo CAI, esatto, del 12 giugno, distinto da quello che invece, esatto, scusate, con la dizione: scopo del volo segreteria Presidenza del Consiglio. Palermo-Catania. lo ignoro nella maniera più assoluta, e mi sorprende anche l'utilizzo di questo velivolo CAI con la dizione segreteria del Presidente del Consiglio, perché francamente cado letteralmente dalle nuvole, perché è certamente una cosa totalmente contraria alla nostra prassi, proprio totalmente contraria. Sarei curioso di vedere il documento come è nato, perché è proprio una cosa... Le faccio vedere, questo è il tabulato che ci ha trasmesso la CAI, archivio voli. C'è appunto questo volo Palermo-Catania e c'è scritto: ci ha trasmesso la CAI, archivio voli. C'è appunto questo volo Palermo-Catania e c'è scritto: segreteria Presidente Consiglio. Ecco, la dizione esatta è questa. Glielo faccio. È quello in verde, guardi. Cioè, in altri termini, Andreotti dovrebbe trovarsi a Messina secondo il programma. C'è però un volo
da Palermo a Catania, Presidenza del Consiglio, io le chiedo chi trasportava quell'aereo e chi aveva disposto quel viaggio? Guardi, materialmente la predisposizione dell'impiego dei velivoli utilizzati dal Presidente del Consiglio era ed è compito dell'ufficio di cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi quanto di più pubblico e istituzionale c'è. Adesso io ricordo perfettamente il viaggio, se lei mi dice con quale velivolo ci siamo andati non me lo ricordo, ma ho motivo di ritenere che era un velivolo del 31esimo stormo, probabilmente, però non me lo ricordo. Sì, col 31esimo. Quindi francamente non capisco questo velivolo che dunque andava da Palermo a Catania mentre il Presidente del Consiglio stava dove? Sì, a Messina. E che andava a fare da Palermo a Catania? Ah no, io non è che ho detto che su quel volo c'era Andreotti, io le sto chiedendo se non ne sono a conoscenza. Okay, non ne sono a conoscenza. L'elicottero dove era andato, scusi? Dunque, ripeto perché mi sono preso degli appunti. Sull'elicottero. Allora, La CAI non ha elicotteri, quindi... Dico, questo elicottero, ci vuole chiarire Catania solo oppure anche Messina? aspetta un attimo, che prendo l'appunto. Ecco, allora, dal documento 5 risulta che Andreotti atterra a Trapani in data 16 giugno 91 con volo del 31esimo stormo. Arriva a Trapani alle ore 16:50 e questo risulta al documento 100. Si sposta dopo Trapani ad Agrigento dove pernotta e questo risulta per la documentazione. In data 12 giugno 1991 risulta che in elicottero deve recarsi a Siracusa, Messina e Catania. Messina. 12 giugno e Catania. Messina e Catania. No, Siracusa, Messina e Catania. Sì. Giusto? Ora io ho chiesto, ho detto, mi scusi un attimo, raggiungere Siracusa, Messina e Catania. Ora, quello stesso giorno, il 12 giugno del 1991, c'è un aereo, Presidenza del Consiglio, mi scusate così lo chiarisco anche al Tribunale, che fa la tratta Palermo-Catania, che non è prevista alle ore 17. Io ho chiesto in relazione a questo... Ma questo aereo della Presidenza del Consiglio, della CAI, dai tabulati risulta aver effettuato solo la tratta Palermo-Catania, no? Sarà arrivato da Roma a Palermo, poi Catania e poi? Solo Palermo. Questo è il tabulato che ci ha trasmesso. Sì, ma questo aereo come ci è arrivato a Palermo? Mica l'hanno portato per l'autostrada. E da Catania poi mica sarà rimasto a Catania. I velivoli, cioè la ricerca credo dovrebbe essere fatta. Guardi, comunque forse si può evincere da qui, sa? Perché qui basta vedere il tipo di velivolo, la sigla, l'ordinativo, perché questo velivolo MLRCL9LSU che fa Palermo-Catania alle 17:40, dunque da Palermo a Catania, questo stesso velivolo il giorno 12 è esattamente lo stesso, ML, quindi le converrebbe barrare di verde anche questo, fa Catania-Ciampino per portare Gava, è lo stesso velivolo. Che non era Presidente del Consiglio. No, ma insomma questo ritorna, evidentemente l'aveva chiesto il Ministro dell'Interno. Allora scusi, perché non c'è scritto Ministro Interno e c'è scritto Presidenza del Consiglio? No, non glielo so dire, guardi, sono talmente rare le circostanze in cui il Presidente del Consiglio utilizzava i velivoli CAI, talmente rare che potrei anche ricordarmele. Tenga presente che nella gestione dei velivoli di Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tenga presente, diciamo che sicuramente lei lo sa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha la gestione del 31esimo stormo dell'Aeronautica Militare Italiana, che è un reparto di volo a tutti gli effetti inquadrato nello Stato Maggiore Difesa e nel comando della prima regione aerea di Roma, ma l'utilizzo dei velivoli è gestito direttamente dalla Presidenza del Consiglio per esigenze di Stato.
La Presidenza del Consiglio a volte, quando non riesce a far quadrare il cerchio dei velivoli che sono in forza al 31esimo stormo, ricorre alla CAI, a volte anche autonomamente, cioè senza interessare l'interessato. Il Presidente del Tribunale chiede, o il Ministro dell'Interno, chiede un velivolo per effettuare la tratta Roma-Milano e il ritorno il giorno dopo alle ore X, al suo gabinetto gli danno l'ok con il 31esimo stormo, poi improvvisamente il giorno dopo lui si ritrova, invece di un velivolo del 31esimo stormo, un velivolo della CAI, perché i velivoli del 31esimo stormo erano stati utilizzati in un altro modo, quindi può succedere anche una cosa del genere. E quindi chiaramente in quel caso si scriverà sul tabulato velivolo CAI, esigenza, gabinetto o segreteria Ministro dell'Interno. Qui francamente le ripeto, non lo so, a meno che questo non sia stato il velivolo con il quale il Presidente del Consiglio è poi rientrato a Roma, anche se formalmente intestato al Ministro dell'Interno. Vabbè. Nessun'altra domanda? Dica.